Sì, sapete che stiamo lavorando per riportare gli uffici in centro storico e quindi una delle missioni che ci eravamo poste era quella di trattenere la Camera di Commercio, che in una fase importante di sviluppo della sua vita professionale come istituzione era davanti a un bivio se abbandonare la città, investire da qualche altra parte o rimanere qua. Per fortuna col presidente Pozzo siamo riusciti a cominciare un percorso condiviso basato sul dialogo e sul mettere al centro le esigenze della città e ovviamente della Camera di Commercio, e siamo riusciti a trattenere l'istituzione Camera di Commercio in città. Questo grazie, come dicevo, a un percorso progettuale condiviso, grazie alla disponibilità dell'amministrazione che metterà a disposizione Palazzo da Borso per il tempo necessario del cantiere per ospitare la Camera di Commercio, però significa trattenere in città i lavoratori della Camera di Commercio e soprattutto attrarre in città tutti gli utenti della Camera di Commercio. Quindi sono molto soddisfatto, devo dire che il progetto è davvero molto bello, avveniristico, tecnologicamente avanzato e quindi un progetto che rigenererà il quadrante di Piazza Borsa e i giardini di Sant'Andrea, che darà nuova luce a quel quadrante così importante, quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per un progetto di grande successo per la città.